Prigionieri nelle proprie abitazioni con sicuramente mezzo metro d'acqua sulla strada e forse addirittura situazioni peggiori all'interno delle case. In via Strade Interne a Terradura di Due Carrare anche il soccorso fluviale dei Vigili del Fuoco che ha bussato proprio a tutte le porte per capire se ci fossero delle situazioni di pericolo. Stavano arrivando dal Bignasego i Vigili del Fuoco del soccorso fluviale dove si sono calati nelle strade con il gommone per soccorrere due anziani rimasti intrappolati nell'auto nella via trasformatasi in un fiume. 100 mm d'acqua in un'ora tra le 5 e le 6 del mattino hanno messo a dura prova i territori dei comuni di Due Carrare, Maserà di Padova, Albignasego. A Terradura di Due Carrare l'acqua defluisce ma con lentezza. In via Strada Interna, chiusa in casa, anche una persona anziana. Lei è corsa da sua mamma, 88 anni, come sta? No, sta bene, tranquilla, sta bene. Sta bene per fortuna. Ha tirato fuori energie che non sapeva avesse. Esatto. Ma com'è la situazione? La situazione è che ce l'avevamo dentro in casa, praticamente il garage è a livello strada, quindi è arrivata dentro, dal garage è entrata nella cucinetta e in entrata. Ci siamo abituati perché ogni volta che piove tanto la strada si allaga. A questi livelli sarà stato un 20 anni che non arrivava. La protezione civile con i Vigili del Fuoco aveva chiuso questa provinciale ai confini tra Maserà di Padova e Due Carrare, ma oltre al maltempo si aggiungono incivili come questo automobilista che non ci ha pensato due volte, ha strappato il nastro, allibito anche Gino Favero, assessore di Due Carrare. Temo che semplicemente la gente non si renda conto della gravità della situazione. Evidentemente non capiscono che non si può passare per una strada del genere, non solo perché è rischioso per loro, ma perché rischiano di ostacolare i mezzi di soccorso, che è veramente pericolosissima questa situazione, soprattutto su strade come queste che hanno fossi su entrambi i lati e quando c'è l'acqua non si capisce dove finisce la strada e dove inizia il fosso, è un attimo. Una situazione difficile anche per chi strade come questa la conoscono bene e nonostante tutto sono finiti nel fossato, come questo furgoncino rosso dove l'acqua è entrata per tutto il giorno. Adesso non resta che attendere il deflusso. È scesa troppa acqua in troppo poco tempo, la rete scolante non è in grado di smaltirla, ci vuole tempo.